Tuta bianca e idropulitrice in mano al lavoro su uno dei camion della sua ditta di autotrasporti. Il video che Stefano Marcon posta sulla pagina Facebook, diventata una bacheca di commenti sempre più frequentata dal giorno delle dimissioni, è indicativo, tanto più se accompagnato dalla frase che correda il post. Questo, scrive, è per i miei 3 amici caregari. E per chi vuole, suggerisco, visto che si avvicinano le vacanze, di prendersi una settimana di mondo reale, aiuta a individuare le priorità. L'attacco è ancora ai consiglieri Pasqualotto, Catapane e Gatto e il messaggio riecheggia pure quanto detto nel post di sabato pomeriggio che ha preceduto le dimissioni. L'invito a vivere nel mondo reale e fuori dai giochi politici. Un messaggio chiaro anche per la sua Lega. Sono giorni difficili per il Carroccio trevigiano. Poco più di 2 settimane il tempo per far recedere Marcon dalla decisione che ha terremotato Castelfranco e l'ente provincia. Il neosegretario Stefani lo ha chiamato per convincerlo a ritirare le dimissioni e il segretario provinciale Coin è al lavoro già da sabato. Ma più passa il tempo, più la situazione si fa delicata e non aiuta a trovare la quadra il post con il quale Marcon apostrofa come caregari i 3 consiglieri che a stretto giro replicano con un comunicato congiunto che dice, fra l'altro: lo informiamo che i caregari hanno un lavoro e si dedicano alla cosa pubblica soltanto per passione. Nessuno ha e potrà avere nessun tornaconto dall'attività amministrativa. Il mandato che ci hanno dato gli elettori con le loro preferenze è quello di fare le cose secondo coscienza e non è quello di adempiere in modo supino a ogni richiesta provenga da chi ha il compito di dirigere la macchina amministrativa. Abbiamo sempre avuto e abbiamo fiducia in questa compagine. Se così non fosse, il nostro comportamento sarebbe stato diverso. Confidiamo che cessino gli attacchi personali su larga scala e si torni a lavorare per il bene della città. Insomma, tutto in sospeso, giorno dopo giorno, con il diretto interessato che incassa like su Facebook anche quando decide di pulire uno dei suoi camion.